Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano e stiamo continuando la carrellata dei circuiti radionici che il Degar Marietto Veneziano hanno messo a disposizione in modo gratuito all'umanità in questo periodo, proprio perché il Degar del Marietto Veneziano hanno deciso di regalare questi circuiti che usiamo. E in questo periodo stiamo divulgando questo circuito che è gratuito, lo si può trovare in tutti i social dove il Garmin elettronicano o nei gruppi di Facebook, ad esempio, dove li abbiamo postati. A cosa serve questo circuito radionico? Questo circuito radionico è molto importante, ma prima di spiegare un po' questo circuito vi voglio ricordare questi circuiti qui sono già stati spiegati e soprattutto questo per allontanare energie negative, questo per cercare il suo centro del sé a livello cabalistico. Questo può essere usato in tanti modi, ma anche per allontanare, questo per controllare le frequenze bovis e questo per centrare il proprio karma. E questo per dare le energie di Mercurio a livello intellettuale. Ma torniamo al nostro circuito di questa pillola, questo circuito. Allora, parliamoci chiaro, le api che cosa sono? Sono un piccolo animale, un piccolo insetto, chiamatelo poi come volete, che ci dà 5 cose importantissime: pappareali, propoli, polline, il miele e la cera. Quindi i propoli, la pappareale, il polline, la cera e, mh, e- e in fondo, se noi possiamo mangiare dei frutti, alcuni frutti che vengono impollinati, lo dobbiamo soprattutto alle api. Quindi è un animale che lavora per l'uomo, che lavora per l'umanità, che ci dà senza chiedere in cambio. E noi possiamo usare le sue vibrazioni, le sue energie tramite questo circuito che è intorno a un cerchio dell'infinito. Quindi perché? Perché ci possiamo sfruttare le forze di questo egregore, di questo animale, di questa vibrazione per aiutare il nostro mondo lavorativo, il nostro ambiente lavorativo. Insomma, qua dovete mettere o la vostra foto o il vostro intento, magari per trovare lavoro, per essere forti e per aggregarvi all'egregore dell'ape e via dicendo. Chiaramente però questo circuito da solo non può fare granché, dovete magari se siete in un ambiente di lavoro un po' difficile, dovreste anche in un certo senso attivare questo circuito. L'ho già spiegato in altre pillole come attivarlo, in sintesi si stampa un foglio 4 e lo si mette in un ambiente dove ci sono energie negative nefaste. Quindi questo è importante. E poi questo circuito lo si può utilizzare per rinforzare il proprio ambito lavorativo o per trovare lavoro o per trovare lavoro della propria vita e quant'altro. L'ape è praticamente un master, veramente la regina del lavoro, almeno per l'essere umano, perché, ripeto, ci dà 5 elementi importantissimi: cera, propoli, polline, miele e pappa reale, cioè sono cose che l'umanità o gli esseri umani che possono usufruirne sanno benissimo di che qualità, di che importanza. E quindi questo circuito si aggrega a un egregore, a una forza vibrazionale e aiuta l'essere umano che lo utilizza. Il suo utilizzo è molto semplice: mettete sopra una foto, mettete sopra il nome e cognome con un intento e lasciate massimo un mese e mezzo, proprio perché questo circuito riempie il vostro corpo eterico entro quello spazio temporale. Dopo, se lo lasciate, non fa male, no? Sarebbe ideale utilizzarlo in unione, se avete delle energie negative, con questo, e in unione anche con questo circuito, così che abbiate anche le forze vibrazionali delle lettere cabalistiche. E se volete proprio esagerare, se avete qualche nemico sul posto di lavoro, potete utilizzare questo circuito per come si utilizza, vi rimando chiaramente alla pillola.
Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto, quindi per le persone che cercano un posto di lavoro, per quelle persone che vogliono rinforzare i propri posti di lavoro, per quelle persone che in un certo senso hanno smarrito un po' il nord per via di questa guerra, di questo Covid, questo è un circuito che cade a pennello, lo si stampa in formato 4 e lo si plastifica. E il consiglio mi ha detto cos'è? Stampatelo, mettetelo sopra un armadio, non ha bisogno del no per il semplice fatto che è rotondo, in più è sempre purificato perché c'è questo cerchietto, questo circuito radionico che pulisce e tiene sempre il corpo del circuito radionico pulito. Quindi non c'è nessun tipo di controindicazione. Grazie di avermi seguito e seguite sempre il Degana Maria Veneziano nel canale YouTube. Grazie e alla prossima.